Buone domeniche, che l'amor, la pace e la fede dal Signore e entri in te vostre chiese, tra vostre cur e che resti. Sempre Luca. In che volte Gesù ha raccontato ai suoi discepoli una parabole per mostrare che avevi di prea sempre, senza mai stufarsi. In una città viveva un giudice che non aveva pel di timore di Dio e non aveva cur per nessuno. In che stessa città viveva una vedove che leve di lui e domandava «Fasimi giustizia contro il mio avversario». Per un tratto di tempo il giudice non l'ha voluto, ma tal'ultima l'ha detto dentro di sé. Sebbene che non hai timore di Dio e non mi scompon per nessuno, poi farai in stessi giustizia e così non vignerà l'ambicami di un continuo. Il Signore l'ha giuntato. Veso sin tu che disse il giudice senza coscienza. E Dio non farai giustizia ai suoi eletti che lo clamin di e notte. Si intardarai al taliudaio. Os dis che al pesearà fa giustizia. Ma il fido all'uomo, quando vignerà, chiatarai all'anchiemò la fede sulla tiare. Allora, chi al dis che raccomandava di prea senza stufarsi, e provino a pensare perché. Se no, o vindi un rapporto con Dio, e è chiaro che prima di tutto, o vindi chiara lui c'è tipo di rapporto che l'ha con noi. Lo ha continuo il Signore il rapporto con noi, perché nos chiale, nos protegge, nos dà la vita momento per momento. Allora, se noi vindi entrare in rapporto con Lui, ecco ciò che dice il Signore, di prea senza stufarsi, tanto di prea sempre. O Dio, o vedarin subite che sono tanti gli formi di prea, però dato che vi dite che altri svolti che ho vindi passare da religione e fede, la fede ha le proprie il rapporto continuato con Lui, che è la preghiera e che tal'ultimo concluderin che è l'amore. Sicché fede, preghiera e amore sono le stesse robe. Allora, al dis di prea senza mai stufarsi, noi invece lo preiamo anche non scovente e dopo arriviamo di sì Signore prossime bisogne. Preiamo. Signor, tu non sai creare per avere qualchidun con cui vivi e tu non sciri in tutti i modi per avere qualchidun di volei ben. Perché tu non raccomandi di prea sempre? Ma non ti preghi quando vi bisogna e ostina aspetta che tu non dedis c'è che non ti domandin. Poi, se tu non saldas, o si stufin e non ti preghi più. Danos l'intelligenza di capire che tu non conosci bene, tu non das e subite duce che non scovente. Se no, non se ne accorgin, danos la forza di tigni dur di stessa preati te. Dopotutto, il ver guadagno de nostre preghiere, alle che di resta con te, parveti te e essi toi. Ecco allora che il Signore al conte una parabole che probabile sia ispirata a un fatto succeduto. Al devi vedere una vedove che non ammolate, con tutto che può risvedere, non erano difenduti perché non avevano l'ompo, immaginarsi, ma io ho avuto il coraggio di là in davanti. Allora un giudice che non aveva pel di timore di Dio, non aveva cura per nessuno, ci voleva la giustizia umana. Già 2600 anni prima di Cristo scriveva Isaia, i tuoi principi, hai scritto al popolo ebraico, i tuoi principi sono in società qui lari, sono doi che bramin regai, che occorri da ures ricompensis. Noi fasi in giustizia al warfin e alla causa de vedue. Noi fasi in giustizia al warfin e alla causa de vedue non arriva mai fin lì di loro. Ecco, ieri così anche in che volte, ecco, la giustizia che ama i bes e i regai.
Allora, queste vedove dicevano ammolate, si vede che lo ha impressionato. Ecco, il Signore era stato impressionato di che non ha mollato mai. E fino al punto che sbenedette giudice l'ha detto, io è vero, basta che non venga a lambicarmi più, o farà giustizia. Di conseguenza il Signore ha battuto sul fatto che bisogna pregare sempre. Tanto è vero che dopo al concludo, Dio non farà alla giustizia i suoi elesi che lo clamano di e notte. Ecco, io mi ispiri a che io clamino di e notte. Per via di un po' c'è molto che il rapporto nostro col Signore assieme a quel rapporto che l'ha inventato lui fra uomini e femmine che si vogliono bene, che sono sposate, che tirano in davanti la famiglia. Allora, l'uomo e la femmina che si vogliono bene, ci fanno? E fanno i loro progetti, si tratta di via dei figli, si tratta di lavoro, insomma, è un progetto comune. Anche noi e lui lassù ovin progetti comuni. Dopotutto ci rendi sta bene noi, che stiamo bene che de famiglie, che stiamo bene che del paese. E lui ha il progetto che oltre pure in là di noi sta di bene tutto il mondo. Di conseguenza, ecco, noi opreiamo sì col prealo lui, ma anche col vio di noi, col vio di che de famiglie, col fa volontariato al paese, col preap al mondo, col fare un'adozione a distanza, perché ho vinto al TIAF le sue preoccupazioni come che lui ha le nostre, così uomini e femmine che lavorano insieme e si danno una mano per là in davanti. Dopo ci fanno uomini e femmine via paldi e Dio si fevelin, si ascoltin, anche noi fevelà o sint'ambras che mai di prea con la peraule. Ecco, o fevelin, o domandin, o disin anche grazie, o domandin perdon a lui. E lui ci non sveliano con la peraule di Dio, che varessin di lei, perché quando lei la peraule, che peraule, e è dirette a noi con le lei. E dopo sono ridotti quei fatti che non succedono con fede, perché lui non svela le nevore concrete, non svela quei fatti. Ecco, ascoltare il Signore alle propite, lei la peraule, e Dio dice che non succede, Signore, c'è a tuo gusto, dimmi con che robe chi che mi è tocchiate. Ha tu capito? Allora, vie paldi si ascoltin, no dome, qualche volta poi succede che o uno che l'altro al va fur e al tradis. E che io si no con lo tradin lui, perché lui resterà sempre, sempre, sempre fedele. Ecco, il rapporto con lui si può sempre tornare a velo. Digno, ci fasino ompe femmine e dormi insieme stando ogni, che vuol dire in pratica che io o voi tal mio cur, che lei sta lì lui, e io sto con lui con tutta la calma. Addirittura fanno l'amore, ompe femmine, sì, fa l'amore con Dio, a lei fa la comunione. Di due si diventa un solo. Ecco, anche che è preghiere. Allora, staci dins con se stesso, vuole bene a chi altri. Ecco, alle due preghiere. Lui ha detto che ho vinto di pregare sempre, si non capisce. Ecco allora, che rapporto che ha lei fra uomo e femmine, ha lei un bel esempio proprio di quel che è il nostro rapporto con Dio. E come ho detto una preghiera che in pratica ha in mente ciò che succede sempre fra uomo e femmine. Quando un alvarese fa una roba e non la fa, allora baruffin che è un piacere. Anche noi baruffin con il Signore, tanto spesso che mai. Preghiamo. Dal nome dal Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, in justicis fan e ueris no dan requie a queste pure umanità che vai, ti clame e ti berle. C'è tantis che tu dissentis per via di che smont così mal diretto e mal metut. E tu tasis, no tu intervenis. Tu nos dici a noi cristiani che quando tu hai stato qua in forme umane,
tu hai fatto che tu hai potuto e che come tu non smandis no a fare robe anche mo più grandi per io stare a tu e nostre storie. E quando non ti domandi, ma tu, Signore, in dove sei tu non rispondi, dentro di te. E se io ti dico, ma tu, Signore, c'è fatto? Tu non rispondi, ti hai fatto te e ti do una mano a continuare a fare ciò che facevo io. Ecco allora, è vero che tanti svolti sono baruffin con lui. Ogni modo, ho ben questa frase finale che io non sai spiegare, perché io non sono arrivata ai fin dal mondo. Al fin dall'uomo, quando vignerà, chiatarai anche la fede sulla tiare, ma certo è un fatto però, che io sai che in tutte le epoche di tutta la storia sono state sempre persone che hanno avuto fede. C'è vuole dire fede, all'udì in pratiche che hanno preato e che hanno fatto del bene. E forse qui c'è tanti che hanno fatto del bene magari senza preaca. Sono che dal capitolo 25 di Matteo, che dal giudizio universale che dicono, Signore, quanti vino vi ho dato? Anche tu mi hai dato di mangiare come avevi fame, quando tu mi hai vestito come eri nudo, quando tu sei venuto a chiatarmi come eri malato in prigione. Ecco, io credo che chiatare la fede. Intanto, vi ho detto di vele. Fede, voi dite, preghiere e amore, sono gli stessi robis. Buone domeniche e mandi.